Ed eccoci qui, cari telespettatori. Allora, in questa occasione faremo un excursus particolare perché chi ci ha seguito, chi ci segue sempre già lo conosce, ne abbiamo fatto l'anteprima, prima che partisse, insomma con noi in studio c'è l'opportunità di conoscere nuovamente, di soprattutto percorrere con lui una tappa molto importante della sua vita che in realtà è un ultramaratona. Marco Ugherani, ciao. Ultramaratoneta, ben ritornato, perché è fresco, caldo che dir si voglia, da una ultramaratona, Marathon des Sables, 38esima edizione che si è svolta in Marocco. Quanti chilometri? Allora, quest'anno era l'edizione più lunga di sempre, quindi 252 chilometri l'hanno fatto. A piedi, sì, 252 chilometri a piedi nel deserto, vedremo anche delle foto, quelle che è stato possibile avere perché poi ci racconterà l'attrezzatura e tutto, insomma fatto in autonomia, c'era l'organizzazione ovviamente per fortuna, però con grandi difficoltà, una prova di forza, di resistenza, di carattere, di tenacia, di tutto quel che si vuole, perché non è stata una cosa semplice. Sì. Allora, partenza, vediamo un po' di raccontare l'antefatto, partenza da dove, fino a dove e quindi come è funzionata la cosa. Allora, diciamo che la partenza fisica della Marathon des Sables avviene da Ouarzazate, dopodiché con i pullman circa 6 ore di viaggio, insomma, si arriva al bivacco vero e proprio, alla partenza. Lì si trascorrono 2 giorni con tutti i bagagli al seguito e dopodiché il giorno prima della partenza, cioè il quindi eravate in un albergo? No. Quindi già in un accampamento? Sì, dall'aeroporto ci caricano nel pullman e poi si porta direttamente alla partenza. Là si passa il primo giorno in autosufficienza, già con i propri bagagli, dove hai la possibilità di scegliere cosa portarti via. Il secondo giorno poi devi fare i bagagli, chiudere tutto quanto, consegnare il tuo bagaglio a mano, quello possiamo dire, e essere pronto per la partenza che avviene il terzo giorno, possiamo dire. La mattina del terzo giorno si parte. E devi avere un'autonomia con questo piccolo bagaglietto, questo zainetto, diciamo. Sì, con lo zaino. Di 9 giorni. Sì, bisogna essere, diciamo, indipendenti, in autosufficienza, quindi portarsi dietro tutto quello che serve per mangiare, per dormire e per lavarsi. Nel deserto. Sì. E quanti chilometri al giorno è previsto che facciate? Allora, questa edizione qua, che era di 252 chilometri, si è appena conclusa, diciamo. Sì, si è conclusa 15 giorni fa. Hanno voluto onorare la distanza della maratona, quindi era il multiplo dei 42 chilometri della maratona, quindi 252 chilometri in 6 tappe. E dopo a noi le hanno fatto correre in maniera scalare, cioè hanno fatto fare il primo giorno 30 km, il secondo giorno 43 se non ricordo, poi la terza tappa 85 km per poi ritornare giù 45, 33, 20 insomma. La somma 250. 85 km sono tanti. Sì, infatti era la mia grande, siccome era la prima volta che partecipavo, era la mia grande, come posso dire, la grande tappa, così la chiamano, era il grande scoglio da superare, quindi l'ho presa molto calma, mi sono anche fermata a riposare perché avevo un problemino alla gamba, però è tutto, come posso dire, è difficile descriverla perché le condizioni ambientali sono veramente toste. Cioè qua vediamo una foto intanto, perché era la foto del gruppo della tenda perché c'erano varie tende, quelle le vediamo anche dietro, no? Dove voi ogni volta che finivate la tappa arrivavate dovevate dormire, quindi tende aperte? Tende completamente aperte, solo per l'ombra. Tutti insieme? Sì. Poi solitamente la tenda, se alla sera non tirava vento, si lasciava aperta. Dopo il vento si alzava di notte, quindi arrivava la tempesta di sabbia. Eravate sempre pieni di sabbia. Esatto. Però se alla sera c'era il vento che tirava da qualche parte, o lo si chiudeva i piedi o lo si chiudeva dalla parte della testa, quindi in qualche maniera si stava un po' più protetti. Però la tenda non sigilla mai ermeticamente, quindi dove c'era lo spiffero magari chi stava si trovava proprio il fiotto di sabbia. Ecco, l'altra cosa importante da ricordare appunto che eravate tanti gruppi. Quanti partecipanti in tutto? Allora, in totale 870 partenti, se ne sono ritirati circa 200, quindi lungo il percorso. Sì. E le cause di ritiro sono sicuramente mancanza di preparazione, poi le vesciche ai piedi, disidratazione. E quindi, insomma, perché l'organizzazione vi forniva l'acqua? Solo l'acqua, sì. Ma non per lavarci, non docce? No. Quindi con l'acqua che avevate a disposizione dovevate bere e un po'... Durante la gara, durante la tappa, l'organizzazione ci dava l'acqua da bere,
diciamo senza limiti, e anche l'acqua fredda per raffreddarci. Una volta arrivati al bivacco, all'arrivo della tappa ci dava i nostri 5 litri che ci serviva per tutta la giornata. Quindi, per tutta la giornata, sì, quindi andate a farveli quindi, passare. Ma quando c'erano queste tappe, questi percorsi, eravate monitorati in qualche modo? Sì, noi, il percorso era tutto segnalato, poi noi eravamo monitorati perché avevamo comunque un GPS, un satellitare, quindi l'organizzazione vedeva ogni persona dove si trovava, quindi, ma era proprio anche difficile uscire dal percorso perché era veramente ben segnato, e poi anche la presenza di quad e macchine dell'assistenza era veramente notevole. Cioè io l'ho vista, è un'ottima organizzazione. Quante persone l'organizzazione? Beh, allora lì considera che erano circa 350-360 persone, dei quali 70 dottori. 70 dottori, sì. Perché c'è stato bisogno anche di interventi. Sì, perché dottori, quando si arrivava era sempre pieno di persone che andavano a curarsi le vesciche, no? Ai piedi. Io fortunatamente ho fatto un'ottima prevenzione perché ho curato i piedi, ho tolto tutte le callosità, li ho tenuti... Cioè sono riuscito ad arrivare alla gara con la pelle dei piedi molto morbida, quindi veramente sono stato... Perché il problema è che comunque entra la sabbia dappertutto, la sabbia è la costante di questa Dopo noi abbiamo delle scarpe con le ghette, no? Che è praticamente una specie di tendina. Quindi sono scarpe apposta per il sì, diciamo che sono scarpe apposta se si comprano di determinati marchi, oppure si possono adattare le scarpe che solitamente una persona usa, cioè una persona può comprare il kit per attaccare la ghetta alla scarpa, lo fa cucire dal calzolaio e quindi ha la scarpa più questa ghetta qua, però la sabbia fine, quella, il fesh, il tipo borotalco, quella arriva dappertutto, cioè è impossibile schivarla. Diventa uno strato costante anche sopra la pelle. Sì. Ma l'altra cosa, che temperatura avete trovato? Allora, temperatura lì i primi giorni abbiamo avuto una temperatura diciamo normale, intorno ai 40-45 gradi. Dopo dal terzo giorno è aumentata sensibilmente la temperatura, abbiamo toccato i 59 gradi, tanto che mettevamo l'acqua sui pasti disidratati e li lasciavamo al sole per cucinare, ma quando lo si tirava dentro, lo si apriva, era tiepido come uscito da un microonde, cioè proprio scaldato. Qua vediamo dentro il gruppo dentro questa specie di tenda sembra protettiva. Un po' di randaggi. Però infatti riuscivate a dormire? Allora, pochissimo, perché intanto si andava a letto presto al calare del sole, quindi appena faceva buio. Sì, esatto. Però la sera c'era calma di vento, poi di notte si alzava sempre il vento, quindi a volte volavano via proprio le tende dalla tempesta che c'era, e quindi era sempre un dormire, come posso dire? Non riposare. Sì, esatto. E poi con la testa tu sai che devi partire alle 6, la sveglia era alle 4, 4 e mezza, quindi alle 6, 6 e mezza c'è la partenza, quindi bisogna essere pronto per quell'orario là. 59, sì, quella è la temperatura che abbiamo raggiunto. Al suolo? Sì. E voi camminavate o correvate, adesso non lo so se è la vostra andatura, sotto questo sole cocente? Sì, bagnandoci tantissimo, poi avevamo il cappellino con il parasole dietro per il collo, però l'aria è micidiale, perché anche in tenda, semplicemente magari parlando con gli amici, così, ti accorgi proprio che ti disidrati, cioè proprio hai bisogno di bere, perché senti proprio la bocca che si secca, cioè tu sei lì fermo e ti asciughi proprio. È incredibile. Che è pericoloso anche questo. Sì. Infatti è stata una delle difficoltà, io ho trovato questa gara un po' più dura, anzi più dura di quello che pensavo, proprio per queste condizioni che qui in Italia non possiamo ricreare. Cioè io pensavo, allenarsi, cioè no, non puoi, dovresti dormire poco, dovrebbe esserci qualche amico che ti cosparge di sabbia. Quindi c'erano anche marocchini, algerini, persone che quindi hanno provato. Le due squadre vincenti erano proprio costituite da marocchini, e lì loro hanno, considera che il primo che ha vinto, lui in preparazione fa 220 km a settimana, lì proprio dove siamo, lì a Merzuga, nella zona dove eravamo noi, e lui corre senza cappellino, lui quando ti sorpassa, perché poi magari quando nella terza tappa partono dopo, se vedi loro come corrono, loro sembrano che vadano a fare i 10 km, di una leggerezza, hanno gli zaini così compatti, e anche come acqua, no? Noi abbiamo due borracce di acqua per un totale da 1,5 litri, perché è obbligatorio. Loro hanno solo l'acqua davanti,
Cioè hanno solo la bottiglia dell'acqua, si fermano ogni tanto a bere, sono veramente dei strepitosi. Ecco, a proposito del rifornimento di acqua, di cibo, voi dovevate consumare un minimo di calorie al giorno, portarvi con voi cibo? Alla partenza, qua vediamo l'attrezzatura. Sì, questa è la mattina, questa qua si vede, cioè si vede tutta la sabbia intorno, perché questa è appena risvegliato, ho detto mi devo ricordare di questo momento qui, perché ti alzavi la mattina ed era tutto coperto di sabbia. Quindi io ogni tanto mi chiudevo dentro lo zaino ma era come stare dentro, che ne so, al sacco a peli e sentire qualcuno che ti lancia la sabbia, senti proprio le folate di vento che passava. È l'unico modo, cioè l'unica maniera che hai, cioè l'unica cosa che pensi è dire passerà prima o poi, cioè prima o poi passa, quando passa sì. E dopo magari ti alzi la mattina, c'è ancora vento, ci convivi, devi diventare parte del vento, della sabbia, quindi non ti dai più, cioè se sei un po' schizzinoso, insomma non ci fai più caso. Sì, questo è il cibo? Sì, questi sono dei sacchetti sono dei pasti che ho preso durante il lungo perché avevo bisogno di mangiare e diciamo che non avevo più cose da mangiare di quel giorno, e quindi sono andato a prendermi la cena del giorno dopo e la colazione della mattina ancora, perché dopo, avendo dietro tutto come posso dire, il necessario per sopravvivere in quei giorni, in caso di bisogno devi andare a attingere un po' per ogni giorno, no? Quindi ho detto, dovrebbe bastarmi, quindi ho tolto la cena di un giorno, la colazione dell'altro. Ma quindi c'è un calcolo molto attento nel preparare anche lo zaino, che deve pesare al massimo quanti chili? Sì, allora lo zaino alla partenza deve pesare un minimo di 6,5 kg a un massimo di 13,5 kg. Questo per tutti i 9 giorni del percorso? Sì. No, sì, 7 giorni di gara, esatto. 7 giorni di gara. Però 6,5 e 9,5 più 1,5 litri di acqua, quindi 1,5 kg da portarsi obbligatoriamente dietro, sempre dietro. E in questi il mio zaino pesava 10,8 kg, però è stata, come posso dire, una fatica per me fare lo zaino, perché ecco, quando ho messo insieme i primi sacchetti con gli alimenti, come dicevo, io avevo talmente tanto volume che non riuscivo a capire come farcelo stare dentro, per inesperienza, perché era la prima volta che la facevo, no? Anche perché allora ci sono le magliette, sì, le calze, allora, cosa uno deve mettere? Dentro lo zaino è ridotto proprio al minimo, non si portano via, almeno per me, io non ho portato via nessun indumento, io avevo un paio di pantaloncini e la maglietta e le 2 magliette che avevo addosso. Quella che vediamo, esatto, è una maglietta a maniche corte e una maglietta a maniche lunghe, quella è una maglietta antiraggi UVA per il sole, perché ho pensato di creare 2 strati tra di loro che scorressero tra di loro per evitare le vesciche sulle spalle. Poi dentro lo zaino ci devi mettere tutto il materiale che per mangiare, per il sacco a pelo, il materassino se te lo vuoi portare via. Io mi ero anche preparato un kit di automedicazione, quindi i cerotti per le vesciche, gli aghi per togliere i liquidi, i cerotti, le bende. Però ho visto che al terzo giorno, alla Tarpalunga, ho visto che erano perfetti i miei piedi, quindi tutto questo peso qui l'ho lasciato lì in tenda, l'ho buttato via, o meglio non l'ho buttato via nell'immondizia, ma l'ho lasciato fuori dalla tenda, perché dopo, quando l'organizzazione passa, quel materiale là lo prende sui marocchini, li tirano su, insomma, anche le calze, io ogni giorno avevo le calze pulite e non le buttavo perché erano calze buone, quindi le lasciavo lì, poi l'organizzazione, se qualcuno le aveva prese. Quindi uno deve portarsi un paio di calze al giorno? Io ho seguito il consiglio di chi ne aveva fatte diverse, mi ha detto, guarda, la cosa fondamentale è curare i piedi, perché i piedi sono uno dei motivi principali per i quali la gente si ritira. Quindi ho detto, mi porto via le calze e ogni giorno me le metto pulite. Quindi nello zaino, quando io ho costituito tutto zero, erano 12,5 kg, più ho detto, ma devo ancora metterci tutta la roba obbligatoria, perché anche ci sono delle attrezzature obbligatorie, tipo il fischietto, lo specchietto per riflettere qua in caso uno si perdesse, per riflettere la luce del sole, poi c'è l'accendino, il coltellino, c'è un po' di cose obbligatorie. Quindi io ho fatto questo sacchettone di cose più altre robe, ho detto, ma dove la metto? Mi devo mettere uno zaino davanti e uno zaino di dietro. Che non è possibile. No. Quindi bisogna andare ancora a ridurre, che è la cosa quindi ho dovuto ridurre, fare i conti delle calorie, un po' le ho tagliate e quindi ho
preso degli alimenti più calorici per avere le stesse calorie, ma è stata una fatica per me perché non l'avevo mai fatto. Ecco, Dopo... per quanto riguarda, noi abbiamo già parlato anche per la preparazione, però non tutti ci hanno avuto modo di seguire la cosa, poi ricordiamo appunto che lo sponsor è anche Club di Più, tra le altre cose, sì, quindi sì, sì. è un partner importante. Con Valeria, sì, esatto. Appassionata anche lei. Tornando un po' al merito specifico della preparazione, bisogna arrivarci non dico sovrappeso, oppure sottopeso, essere più leggeri, come funziona? No. Allora, io, della preparazione anche atletica? Io normalmente faccio gare di triathlon lunghe, quindi sono costantemente allenato. Diciamo che secondo me una delle cose fondamentali da curare per questa gara qui è la mobilità, cioè l'elasticità del corpo, quindi tanti esercizi di stretching, tanti esercizi di mobilità, in maniera tale che i tendini poi dopo e la muscolatura riesca poi a reagire, perché la distanza per la testa in qualche maniera passa, sono tantissimi chilometri, 250 chilometri, però la fatica, se sei allenato bene, dopo la recuperi subito, cioè i tempi di recupero. Sì. Se invece hai poca mobilità lì diventa un po' difficile. Quindi il classico allenamento da palestra con i pesi che non sì, ti anche quello per mantenere la forza sicuramente va tutto. Cioè, diciamo bisogna stare attenti che non sia che non ti... Esatto, cioè, magari fare quei 20 minuti in meno di allenamento, però curare molto di più l'elasticità. Per me è stato così che ho una massa, insomma, anche delle gambe abbastanza robuste, quindi ho capito che se dovessi ripeterla curerei di più questa cosa qua. Qua si vede appunto una foto prostrato dalla fatica, un po' perché sì. effettivamente era provante. Sì. Infatti vediamo quell'espressione disidratato. Sì, perché c'erano le tappe sono state di lunghezze diverse, quindi dai 20 km le più brevi agli 80, quindi se capitava di correre nelle ore più calde veramente era tanto faticoso, perché i ristori lì erano ogni 8-10 km. I ristori di acqua però. I ristori di acqua, sì, c'era solo di acqua, non c'erano ristori di succo di frutta, c'era solo l'acqua. Però questi 10 km bisogna sempre considerare che se li fai correndo metti una media di 7, quindi ci metti un'ora, ma se li fai camminando diventano 3 ore e mezza, 4, quindi l'acqua che ci porta dietro deve bastarti 1,5 litri d'acqua a volte per 3-4 ore. Qua vediamo una scena emblematica, una duna nel deserto, perché c'era anche sabbia, oltre che terra battuta, sabbia proprio. Quasi tutta sabbia con roccia, sabbia dura, quindi l'80% era tutta sabbia, i terreni erano tutti smossi, quindi la sabbia, io per allenarmi, per provarla e anche le attrezzature sono andato a Jesolo, dove c'erano delle sabbie mosse, dune che avevano ammucchiato, quindi ho cercato di correre lì e mi è bastata come lezione perché ho fatto 20 km, una mezza maratona, ma con sicuramente tanta fatica in più rispetto a quando corriamo in piano. Ma qui non era possibile correre? Beh no, qua non conviene neanche correre, quando le dune sono così, sono anche tanto ripide, non conviene correre, ti conviene andare il passo, perché la differenza tra correre e sprofondare e camminare, conviene camminare, cioè con magari un passo veloce, un passo molto rotondo che non sia aggressivo sulla sabbia. Quindi, per non sprofondare. Sì, perché se tu vai giù, è un po' come nel nuoto, se tu sei molto aggressivo fai peggio, perché sprofondi e quindi invece bisogna... C'erano anche donne. Sì, tantissime donne, tante più forti di me, che mi hanno sorpassato e ho detto cavolo, cioè con soddisfazione ho provato un senso di ammirazione, perché capisci che la fatica, cioè il risultato di portare a termine questa gara non dipende dalla forza fisica, ma dipende dalla forza dall'insieme della testa con il corpo. Quindi mi sono passate via delle donne, mentre io camminavo e loro correvano, ho detto vedi un equilibrio. Quindi è una questione anche molto di psicologica, di testa, di convincimento, caparbietà, cioè non è cosa di poco conto. Ho visto poche persone, allora io non so le 200 persone che hanno mollato, non so i reali motivi di ogni persona, però c'è da dire che per 7 giorni sei veramente, devi correre con la fatica, con lo stress di avere magari delle persone vicino che non conosci, a volte pelle a contatto fisico perché
lo strazio ristretto nella tenda. Quindi è tutto un insieme di tanti fattori che ti portano a innalzare tantissimo l'asticella dello stress. Quindi quando tu alla tappa arrivi alla fine sei così stanco che non sai se sei, o meglio, insieme alla stanchezza hai anche il sonno di non aver dormito. Quindi è fattori di stress psicologici. E quindi, esatto. Poi magari hai la persona che durante la notte ti apre magari i sacchettini, che tu sei là che stai cercando di dormire e allora senti i rumori dei sacchettini croccanti, e no. Però è stata un'esperienza meravigliosa. Anche come tenda abbiamo subito legato spirito di, come posso dire, di unione. La nostra tenda, la numero 7, è stata una bella tenda. Ecco, qua vediamo il gruppo. Sì. Le nazionalità che cos'erano? Allora, noi tutti italiani, a parte un ragazzo che era lituano, però, e poi c'era una ragazza di Cipro, esatto. Però il resto, noi dell'Italia c'era... Ah, perché hanno messo tendenzialmente per nazione, in modo che si possa anche comunicare con più facilità. Però di qua c'era ragazzi di Roma che lavorano a Londra, un chirurgo, poi c'era Giovanni a Zurigo, sempre italiano, poi c'era Pio di Latina, Ruggero di, se non sbaglio, di Milano. Ecco, tutti comunque ragazzi molto alla mano, siamo entrati subito in sintonia. Quindi che svolgevano altre attività professionali, c'era medico, però questa è stata una sfida a cui hanno voluto proprio... E poi la cosa bella che io ho percepito che solitamente su queste gare c'è sempre un po' di rivalità, di confronto. Invece dopo la seconda tappa, terza tappa, capisci che la cosa bella è che tutti arrivino all'arrivo. Quindi non c'è più la rivalità mia contro l'altro o quell'altro, perché comunque siamo dei numeri, arrivare, che ne so, 80° al posto di 90°, cioè cambia veramente poco. Però è bello perché la cosa bella è che, come posso dire, alla fine chi ha qualcosa in più dà a chi serve, quindi non so, degli integratori, a chi vuole la pasta asciutta. Condivisione. Torniamo su questo tema della condivisione che è molto bello, abbiamo la pubblicità, quindi qualche secondo di intervallo, poi restate con noi.